Un arresto, 5 indagati e il sequestro di 31.000 pasticche di metanfetamina nota come droga della pazzia è il bilancio di un'operazione dei Carabinieri di Venezia tra Mestre e Roma. Paura questa mattina a Spresiano per un mezzo pesante carico di bombole che è uscito di strada andando a schiantarsi contro 2 colonnine del gas e dell'energia elettrica. Falciato da un'auto mentre attraversa la strada, morto, pensionato 63enne, l'incidente in via Orlando a Campalto, già teatro di moltissimi altri scontri mortali. Incinta a 13 anni, i servizi sociali che la affidano a una comunità e lei una bambina Sinti, il fidanzato 32 anni, i familiari la rivogliono indietro, è successo a Cittadella. Il sindaco del comune di Carceri nel Padovano diffida prefetto e ministro dell'interno dall'inviare profughi nel suo comune e scoppia la bufera politica. Opere di giovani artisti contemporanei in cambio di ore di volontariato è la singolare asta organizzata a Padova, capitale europea del volontariato per il 2020, per sabato 26 ottobre. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont, quella di ieri nella nostra emittente, record di ascolti con i nostri documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dalla maxi operazione dei Carabinieri tra Venezia e Roma che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di Yaba, la cosiddetta droga della pazzia. 7 le persone arrestate. Operazione Yaba Smuggler. Dopo 2 anni di indagini avviate a seguito di alcuni arresti in flagranza a Spinea, i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, in collaborazione con quelli della stazione di Roma Quadraro, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro a carico di 6 bengalesi, tutti responsabili di detenzione e spaccio di Yaba, meglio conosciuta come droga della pazzia. Ha portato all'arresto complessivamente di 7 persone, 6 nell'arco dell'attività di indagine e l'ultima ieri dove a Roma tramite l'indagine che abbiamo svolto e che siamo riusciti a far risalire a Roma l'attività di spaccio soprattutto in Italia, abbiamo sequestrato ben oltre 30.000 pasticche di Yaba e si tratta, per quello che ci risulta a noi, del più grande sequestro fatto in Italia. Una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo che varia tra i 7 e i 10 euro a pasticca. È utilizzata da tutti questi cittadini del sud-est asiatico e che viene utilizzata soprattutto per incrementare le proprie prestazioni lavorative, che quindi poi sul breve dà questo effetto di euforia, ma che sul lungo andare poi porta a dei danni psicofisici notevoli, con anche depressione e situazioni molto particolari. Ci preoccupa perché tutti i giovani bengalesi, che ormai sono cittadini italiani di seconda generazione, avvicinano anche i nostri ragazzi, e quindi il timore che possa succedere anche l'avvicinamento. Quindi oltre già alle problematiche che esistono di spaccio di sostanze stupefacenti, cerchiamo di monitorare anche questa nuova sostanza. Durante la perquisizione romana sono state rinvenute oltre 31.000 pasticche nascoste nel sottofondo di una valigia per un valore complessivo di oltre 200.000 euro. Altre 25 sono state invece rinvenute a Mestre. Preziosa è stata la collaborazione da parte della cittadinanza bengalese che ha permesso quindi di risalire a tutta la filiera poi con l'attività di indagine e di intercettazioni telefoniche che abbiamo fatto. In modo particolare dal comandante di stazione un padre si è presentato preoccupato perché i figli avevano iniziato ad assumere questa sostanza stupefacente e quindi si è sentito toccato di prima persona e ha capito la problematica. Prima di andare avanti con le altre notizie, una appena battuta dalle agenzie: una ragazza di 23 anni di Adria, cameriera, è ricoverata in coma farmacologico all'ospedale di Rovigo per le lesioni riportate nel corso di un litigio con il marito, un 28enne con problemi di tossicodipendenza. Secondo le testimonianze di alcuni congiunti, l'uomo l'avrebbe malmenata e avrebbe tentato di strangolarla, ma per i carabinieri la ricostruzione del fatto, denunciato il giorno dopo il ricovero della ragazza, è ancora frammentaria e lacunosa, e questo fa sì che sia stato denunciato per lesioni gravissime, non sia ancora stato appurato l'eventuale tentato omicidio e quindi non è stato neppure arrestato. Paura questa mattina a Spresiano, siamo nel Trevigiano, per un mezzo pesante carico di bombole che è uscito di strada andando a schiantarsi contro 2 colonnine del gas e dell'energia elettrica. Il camion col metano, bastava qualche scintilla per creare una situazione
alquanto pericolosa. Si è temuto il peggio e soprattutto si è dovuto intervenire con la massima cautela in zona industriale a Spresiano alle 11 del mattino, dove un tir carico di bombole è uscito di strada finendo contro una colonnina del gas e una cabina dell'Enel. I vigili del fuoco sono immediatamente arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Questo è un intervento rilevante in quanto con il carico del camion di bombole, vari tipi di bombole, più c'è stata una rottura di una tubazione importante di gas metano nell'incidente che è successo, e quindi per forza di cose abbiamo usato parecchie squadre. È stato intercettato dai vigili del fuoco la tubazione e messo in sicurezza. Spaventato ma illeso il conducente del mezzo pesante. Le cause della sbandata sono ora al vaglio della polizia locale. L'allarme è rientrato un paio d'ore dopo, ma via Marmolada è rimasta chiusa fino al pomeriggio per mettere in sicurezza gli impianti danneggiati. Abbiamo subito messo in sicurezza la zona, chiaramente facendo deviare il traffico perché c'erano parecchi mezzi che confluivano verso le fabbriche che ci sono. Se ci fosse stato magari qualcuno sul marciapiede antistante o comunque anche nelle immediate vicinanze della recinzione, poteva succedere qualcosa di peggio, sì, certo. E c'è stato un incidente con esiti tragici invece nel primo pomeriggio in via Orlando a Campalto. A perdere la vita è stato un pensionato. È morto attraversando la strada per gettare la spazzatura, travolto da un veicolo che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Un impatto che non ha lasciato scampo ad un pensionato di 63 anni di Campalto, volontario al nido paritario Sant'Antonio. L'incidente si è verificato in via Orlando, sul tratto che si trova nei pressi della chiesa. Erano da poco passate le 13. L'intervento del personale del SUEM 118 è stato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia locale. Pesanti e inevitabili le conseguenze sul traffico in un'arteria particolarmente frequentata che conduce all'aeroporto Marco Polo. Riteneva il vicino di casa autore del furto del suo computer, così un nigeriano di 33 anni, residente a San Vito di Negrar, nel Veronese, ha aggredito un giovane marocchino, prima a colpi d'ascia, poi lo ha spinto da una finestra. A quel punto la vittima è rimasta aggrappata al davanzale, ma quando l'aggressore nel suo folle raptus ha nuovamente brandito l'ascia, minacciando di amputare le mani al malcapitato, l'uomo ha mollato la presa precipitando nel vuoto da un'altezza di 4 metri, ma poi è riuscito fortunatamente a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri di Negrar, che hanno arrestato il nigeriano con l'accusa di violenza privata e lesioni personali. Il marocchino se l'è cavata con 30 giorni di prognosi. E ora la notizia che arriva da Cittadella, dove una tredicenne è rimasta incinta. L'ospedale ha chiamato i servizi sociali che hanno affidato la ragazzina a una comunità. Si tratta di una bambina Sinti. Il fidanzato 32enne e i familiari la rivogliono indietro e si sono affidati a un legale. Una ragazzina nomade di 13 anni, incinta, dopo l'ultimo controllo al pronto soccorso è stata presa in carico dai servizi sociali e affidata a una struttura protetta, lontana dai genitori e dal fidanzato, un Sinti di 32 anni. Familiari e padre del nascituro, che vedrà la luce a novembre, non accettano questa soluzione e rivogliono subito la ragazzina. Pare temano di non rivederla più e che siano convinti che il personale della struttura che la ospita le dirà che i suoi non le vogliono più bene. La tredicenne appartiene a un gruppo di Sinti che si sposta tra Cittadella e Bassano, lungo il Brenta. Secondo quello che dicono, nella loro cultura è normale che le donne restino incinte a quella età, senza costrizioni o violenze. Il 32enne sostiene infatti che tra lui e la tredicenne ci sia amore vero. La famiglia della bambina si è rivolta a un avvocato trevigiano per cercare di riavere la figlia quanto prima a casa. Il sindaco di Carceri nel Padovano diffida prefetto e ministro dell'Interno dall'inviare profughi nel suo comune. Il sindaco di Carceri, Tiberio Businaro, prende carta e penna e scrive al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e al prefetto di Padova Renato Franceschelli, diffidandogli dall'inviare migranti nel suo comune. Si diffida all'illustrissimo ministro dell'Interno ed ogni organo ad esso frapposto a non assegnare al comune di Carceri persone di origine ignota, generalmente definiti profughi ed in specie privi di originali documenti di riconoscimento, scrive Businaro in un perfetto burocratese. Il primo cittadino
del piccolo comune padovano fa la voce grossa. Il Ministero sarà responsabile di ogni spesa necessaria a prevenire il contagio di malattie e l'adozione di misure di pubblica sicurezza. Secca ed immediata la risposta del prefetto di Padova. Si tratta di una posizione unilaterale e politica, quella del sindaco Tiberio Businaro, della quale non posso far altro che informare il Ministero. Non sono certo io a prendere decisioni, spiega Franceschelli. Se non arriveranno profughi non li assegneremo ad alcun comune. Se arriveranno capiremo come gestire la situazione, così come è stato fatto in passato, conclude il prefetto. Ora in via Anelli a Padova, dove sabato cominceranno le demolizioni delle prime palazzine, abbiamo compiuto un piccolo viaggio, una ricognizione con l'ex sindaco Zanonato. Abbiamo adesso anche delle palazzine aperte. Entriamo nel complesso Serenissima con Flavio Zanonato, l'ex sindaco di Padova, protagonista degli anni più difficili di via Anelli. Fu lui nell'agosto del 2006, poche settimane dopo la guerriglia tra gruppi di spacciatori nordafricani e nigeriani, ad erigere il famoso muro antispaccio, salito agli onori della cronaca. Arrivarono a Padova giornalisti da tutta Europa per documentare quello che diventò per tutti il muro di Padova, una barriera che copriva la recinzione ed impediva il continuo scambio di droga tra i clienti e gli spacciatori che negli androni di questi palazzi trovavano riparo per portare avanti i loro traffici illeciti. Zanonato, sindaco di sinistra, divenne il sindaco sceriffo, un appellativo con cui ha imparato a convivere a distanza di anni. Da una parte mi ha, come dire, irritato, perché io sono sempre stata una persona molto aperta verso gli immigrati, purché si rispettino le leggi. Dall'altra non credo mi abbia danneggiato, perché si è vista anche una certa capacità di decidere cose complicate come questa. Cammina tra i palazzi fatiscenti, un sopralluogo insieme all'assessore Michalizzi, qualche consiglio e ricordi di 13 anni fa. Ora al posto dello spaccio solo l'abbandono, vetri rotti, sterpaglie e i piccioni che rimangono a guardare dalla finestra. Qui la situazione era una polveriera, famiglie che vivevano al limite del degrado e spacciatori sulla porta di casa, sempre al lavoro. La decisione di sistemare questa cosa è passata attraverso una scelta abbastanza complicata, cioè decidere che non erano più abitabili e che quindi in quanto tali andavano sgomberati. Poi si sarebbe visto il problema della proprietà. Nel luogo simbolo dell'insicurezza, qui entro 7 anni sorgerà la nuova questura, un traguardo che soddisfa Zanonato, è il cerchio che si chiude. Penso che sarà una soddisfazione per tutta la gente che abita qua, finalmente i loro appartamenti non saranno più svalutati ma assumeranno un valore importante, mi pare una cosa molto bella. Insomma, nessun rimpianto. Li farei sicuramente perché era davvero un posto di sofferenza sia per gli abitanti della zona e devo dire che in molti si sono dati da fare, hanno dato una mano. Si stanno ultimando i lavori di sgombero degli appartamenti del complesso Serenissima di via Anelli, tutto è pronto per l'inizio dei lavori di abbattimento che inizieranno sabato mattina e quel che resta delle vite che hanno popolato questa zona di degrado è quel pallone. Nuovi cambiamenti invece nel corpo della Polizia Locale di Venezia e con il nuovo anno potrebbero già essere dotati i vigili del taser. Creare un corpo di polizia locale metropolitano, è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale. Le condizioni ci sono a partire dalla collaborazione già in atto tra i vari comuni, che con varie convenzioni hanno già avviato azioni di presidio del territorio condivise, inviando squadre di supporto in occasione di vari eventi. Alla base c'è però una rivoluzione del modo di pensare al vigile urbano, con una grande novità. Crescita esponenziale per quello che è il Corpo di Polizia Locale Venezia, non per ultimo quello che è un corso di formazione e preparazione che si svolgerà nell'ambito di 2 anni per i nuovi ufficiali che non sono ex agenti, ma sono persone laureate che hanno determinate caratteristiche e che faranno un corso specializzato e specialistico assieme a docenti di altissimo livello, tra i quali vedremo anche il nostro procuratore capo, il dottor Cherchi. Cambiano anche i numeri, crescono. In origine erano 5, nel 2019 sono 200 e presto arriveranno nuove assunzioni. Così come i mezzi, in primis l'utilizzo del taser, l'arma a impulsi elettrici. Sempre più il corpo di polizia locale
ritengo debba essere allineato a quelle che sono le altre forze di polizia, perché le competenze, pur essendo ben circoscritte, ci chiedono di intervenire con grande professionalità e specializzazione. Quindi su questo noi dobbiamo lavorare, c'è ancora molto da fare, anche se molto è stato fatto, come la riorganizzazione del corpo, per poi passare a quelli che sono beni strumentali, le nuove auto, le nuove imbarcazioni che stanno arrivando, il taser che è stato dato in dotazione al nostro corpo, che mi auguro al fine della fase sperimentale diventi poi strumento ordinario per tutti i reparti operativi. Ecco, quanto manca alla fine di questa fase sperimentale? Siamo abbastanza vicini e diciamo che presumo che con l'anno nuovo si possa ragionare per quello che è l'estensione. Si chiama invece Comando nei quartieri, l'iniziativa del Comune di Treviso partita questa mattina dal quartiere di San Liberale, sindaco e comandante dei vigili tra la gente per raccogliere istanze e suggerimenti. Viene a San Paolo, non vimo niente. Il sindaco Mario Conte e il comandante della polizia locale Andrea Gallo tra i cittadini di San Liberale, prima delle uscite che si svolgeranno settimanalmente nei mercati dei vari quartieri di Treviso, dove il primo cittadino e i vigili saranno a disposizione per segnalazioni o suggerimenti. È una cosa bellissima da fare, almeno così abbiamo qualcuno in cui rivolgersi se abbiamo bisogno. Siamo qui a San Liberale, la prossima settimana saremo a San Pelaio, a Santa Maria del Rovere e poi toccheremo tutti i quartieri. Vogliamo proprio portare il municipio nei quartieri, quindi un info point, un punto di raccolta di tutte le istanze, di tutte le paure, di tutte le idee, le proposte dei nostri cittadini per poi trasformarle in azione amministrativa. Questa è la continuazione dell'amministrazione Gentilini. Io voglio un sindaco piazzarotto che sia di giorno e di notte in mezzo al popolo, al mio popolo, su tutti i quartieri, per sentire le istanze. In mezz'ora di colloqui con i cittadini già una pagina intera di segnalazioni che poi gireremo a tutti gli uffici del comune, quindi non sono segnalazioni solo per la polizia locale ma di tutto il comune, quindi un'occasione per far parlare i cittadini e per raccogliere e registrare tutte le segnalazioni che loro ritengono importanti, che sono sicuramente importanti. Non è un problema da risolvere grande, però bisogna risolverlo, quando sono piccoli facciamoli subito, altrimenti quando vengono grandi che vuol pischei e più tempo. E ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Ora parliamo delle terme di Val Grande perché c'è cauto ottimismo sul loro futuro. Tra imprenditori hanno risposto con una manifestazione di interesse all'attività incessante messa in campo dall'amministrazione di Comelico Superiore. La partita resta comunque difficile. Il Comune di Comelico Superiore sta valutando quale sia lo strumento giuridico ideale per poter mettere a bando e gara la gestione dello stabilimento termale di Val Grande. Abbiamo deciso negli ultimi 2 anni di fare comunque una manifestazione di interesse, quindi dire una sorta di ricerca di mercato che potesse portare al tavolo in discussione non più informale ma formale dei soggetti che possano pensare alla riapertura e questa operazione ha portato ad avere alcuni soggetti che hanno fatto una manifestazione scritta ovviamente per poter riaprire lo stabilimento. Chiuse nel 2012 dopo una decina d'anni di attività, le terme di Val Grande, volute dalla Regione e sostenute dall'allora assessore bellunese Floriano Pra, bisognano di competenze particolari. Non si tratta di una mera struttura turistica, ma di un centro che necessita di competenze mediche per lo sfruttamento e l'utilizzo dell'acqua particolare che la natura ha donato a Val Grande. Le difficoltà fino ad oggi sono risultate insormontabili, pur tuttavia il primo cittadino non si è dato per vinto. Il Comune ha fatto decine e decine di incontri e di sondaggi per capire quali potessero essere le soluzioni ottimali per la riapertura. Il sindaco di Comelico risponde così al consigliere regionale Andrea Zanon, che nei giorni scorsi, intervenendo proprio sul futuro delle terme di Val Grande, aveva parlato di timidi tentativi per provare a ripartire e aveva sollecitato la regione, proprietaria della sorgente, ad essere protagonista del rilancio dello stabilimento. Siamo aperti a qualunque prospettiva, non c'è mai stata una limitazione. Al rilancio delle terme gioverebbe il progetto di collegamento sciistico tra Padola e Sesto Pusteria. Le vedo come 2 mondi separati che però chiaramente sinergicamente dovranno gioco forza lavorare assieme, quindi saranno sicuramente una sinergia virtuosa, quando funziona uno funziona anche l'altro.
Opere di giovani artisti contemporanei in cambio di ore di volontariato è la singolare asta organizzata a Padova, capitale europea del volontariato per il 2020, sabato 26 ottobre. Donne e uomini stilizzati che sorreggono altri uomini e donne nei modi più vari, anche con la testa all'ingiù. C'è anche Help dell'artista padovana Giulia Gattolin tra le 20 opere selezionate all'interno di Time Racer, format d'oltreoceano che sbarca a Padova, prima città europea, alla vigilia di quel 2020 che la vedrà capitale del volontariato. Questa è un'idea che nasce dal Canada, circa una quindicina d'anni fa, di un gruppo di ragazzi che hanno avuto quest'idea originale di mettere insieme arte e volontariato con dei codici nuovi della leggerezza, del gioco, della sfida, ed ecco qui l'asta dove opere di artisti emergenti possono essere acquistate con tempo e non denaro da dedicare come attività di volontariato per organizzazioni non profit del territorio. Ore, tempo donato al posto del contante denaro. È un'operazione aritmetica semplice quella alla base del progetto. 20 le opere di artisti emergenti, molti padovani e veneti, ma ci sono anche degli stranieri, che saranno battute in questa singolare asta sabato 26 ottobre. Intanto, sabato e domenica prossimi, le opere saranno visibili e già sono presenti nel sito timeracer.it. 12 le associazioni di volontariato individuate in vari ambiti, da quello sanitario a quello della disabilità. Credo sia una cosa bellissima perché dà la possibilità a tutti di poterlo fare ed è anche un mettersi in gioco in prima persona, dare valore a al mondo del volontariato. Insomma, il bello che si fa acquistare dalla bellezza del dare. Sono due bellezze messe insieme, la contaminazione è questa. Foto, installazioni, pitture, sculture, ce n'è davvero per tutti i gusti. A fare da ambasciatore del progetto lo street artist Tony Gallo. L'anniversario del disastro del Vajont, perché è stato record di ascolti ieri sera su Antenna 3, che ha dedicato la prima serata alla trasmissione di 2 documentari sulla tragedia del 9 ottobre del 1963. Quest'onda ha investito direttamente Longarone, spazzando Longarone, Pirago, Rivalta. Ecco, una parte di essa si è aperta verso nord, spazzando via la parte più periferica, più verso il piave del paese di Codissago e naturalmente spazzando via la zona di Malcolm, e un'altra parte invece ha trovato sfogo libero verso il letto, verso Belluno, verso la Val Belluna, sul letto del Piave. Il boato è l'onda che spazza via tutto, portando con sé 1910 vite di uomini, donne, bambini. Un ricordo indelebile nella memoria di chi ha vissuto la tragedia del Vajont sulla propria pelle o attraverso il racconto o le immagini che anche dopo 56 anni non smettono di commuovere e di indignare. Il dramma del Vajont attraverso gli occhi, i ricordi, le lacrime e la rabbia di chi ha vissuto quella notte è stato un successo di ascolti, la serata che Antenna 3 ha voluto dedicare all'anniversario di quella tragica notte, trasmettendo 2 documentari su una delle più grandi sciagure causate dall'uomo. Oltre 150.000 persone che si sono fermate a guardare Antenna 3 a testimonianza di quanto il ricordo di quella tragedia, come la volontà di non dimenticare e di saperne di più, sia ancora vivo tra i veneti. Ponemmo tutti i morti, erano 77, nelle bare, non chiudendo completamente il coperchio affinché si vedesse la faccia. 22:39 del 9 ottobre 1963. Le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, anche se era solo un bimbo, è scampato per caso a quella tragedia immensa. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri di linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Quindi tu eri nel tuo letto, ma con l'arrivo dell'ondata hai fatto 350 metri. Sì, anche di più tenendo conto, insomma... Quindi da casa fino a vicino alla scuola, se non ricordo male. Sì, al di là della scuola, dove c'è uno spiazzo, dove i bambini giocavano a calcio e così, e quei 30 bambini che ci siamo salvati quella notte sono stati trovati lì, la maggior parte sono stati trovati lì. Vi ricordo questa sera, dopo i nostri telegiornali a 20:10, si parlerà di cambiamenti climatici. Ospiti in studio saranno il professor Tommaso Anfodillo, ecologo forestale, e il professor Pietro Zangheri, geologo. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci.
Benvenuti al meteo. Torna l'alta pressione, inizia dunque una parentesi maggiormente stabile e anche il clima sarà più mite. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 ottobre. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del bel tempo, anche qui con sole ovunque e il cielo sereno. Temperature minime tra 9 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con tanto sole su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 8 gradi, massime in aumento sui 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.